Estoy cantando. 15ª edizione della Maratonina del Parco del Delta del Po, accarezzata da una leggera brezza che ha impegnato i numerosissimi partecipanti impegnati sui 21 km e 97 metri, ma non solo. 3 erano infatti le gare in programma, la mezza agonistica delle 10 preceduta dalla gara giovanile e dalla non competitiva, ed anche l'edizione 2015, record che Albarella porta avanti con orgoglio, non ha visto aprire nessun ombrello. Oltre 1200 persone, abbiamo avuto come sempre, come dicono che la nostra è una maratonina fortunata, una giornata di sole, come potete tutti quanti vedere, pure alimentata leggermente da un po' di vento che non fa assolutamente male agli atleti, anzi ne sono soddisfatti. Siamo felici della buona riuscita, abbiamo avuto molti complimenti e speriamo che in seguito possiamo continuare la nostra strada grazie ai validi sponsor che hanno creduto in noi. La 15ª edizione della fortunata manifestazione podistica di Albarella ha segnato per il 14° anno l'abbinamento con Enel, sponsor principale dell'evento. C'è un legame che direi consolidato forte che si protrae negli anni e insomma assolutamente gioioso perché ogni anno aumentano gli iscritti e soprattutto c'è un ritorno per questo territorio fantastico che è l'isola di Albarella e l'intero Delta del Po, che viene valorizzato dalla partecipazione non solo a livello regionale ma interregionale da diverse regioni d'Italia, con persone che partecipano e che si ripetono negli anni dell'iscrizione. Moltissimi gli iscritti alla camminata non competitiva che ha visto in prima fila famiglie e bambini, oltre ai numerosi amatori ed appassionati che ogni anno tornano sul Delta del Po. La mezza vera e propria si è poi snodata nel classico percorso a forma di 8 con il passaggio a metà gara nella zona della partenza ed arrivo. A guidare in solitaria fin dalle prime battute è stato il marocchino Ben Hamdan, bravo a tenere a debita distanza Filippo Barizza e Roberto Graziotto. Quest'anno è andato bene, anche se c'erano un po' di problemi come del vento, già trovato le 2 km, è andato da solo, come il provato testa della gara, dopo è andato da solo, come il fine della gara. Se oggi c'è una bella gara, anche grazie all'organizzatore e grazie a tutti. Filippo Barizza, dicevamo, ha colto un ottimo secondo posto a 49 secondi dal magrebino. La prima volta che venivo qui sì, me ne avevano già parlato degli amici bene, quest'anno che avevo la data libera ho detto la faccio così mi rendo conto del percorso, effettivamente è un bellissimo posto. È andata bene, diciamo che il percorso non è velocissimo, è molto bello a livello paesaggistico. Purtroppo c'è stata l'aria che ha dato parecchio fastidio, penso un po' a tutti, però per me sono molto contento, ho cercato di andare regolare, il primo diciamo lo avevo sempre più o meno 15-20 secondi, non sono riuscito a rientrarli, però il podio sicuramente è un ottimo risultato oggi. Il vento c'era, è vero, sicuramente più forte rispetto alle passate edizioni, ma c'è stato chi, come si suol dire, ha fatto di necessità virtù. È Giovanna Ricotta, prima fra le donne in 1, 21 e 24. Diciamo che la conosco ormai come gara perché sarà la quinta o sesta volta che la faccio, quindi la gestisco. Dove c'è tanto vento contro rallento addirittura e quando c'è vento a favore ne approfitto e aumento. Perché la conosco, le prime volte facevo tempi più alti perché soffrivo, arrivavo alla fine che non ne avevo, adesso conoscendola riesco a gestirla. Giovanna Ricotta è la pluripremiata podista della mezza di Albarella. Con la vittoria del 2015 raggiunge 4 successi sul parco del Delta del Po, dopo le edizioni per le vincenti del 2007, 2011 e 2014. Mi piace proprio il percorso di questa gara, è un percorso vario, la gara mi vola, mi piace l'ambiente e quindi ci tornerò anche l'anno prossimo. Al secondo posto è arrivata Giovanna Pizzato in 1, 21 e 52. Terzi classificati Roberto Graziotto e Alessia Danieli. Anche per loro la partecipazione alla mezza dell'isola di Albarella è stata segnata da una prestazione nel complesso positiva. È la prima volta, non l'avevo mai fatta. No, bella insomma, però molto faticosa, è stata una delle mezze più faticose. Io prediligo l'asfalto, quindi per me era meglio quello, però era molto bello il paesaggio quando c'era la parte sterrata, che si vedeva insomma la laguna. Molto bello insomma come paesaggio. La gara è andata tutto sommato bene, sono andato molto vicino al mio primato personale che in una giornata difficile come questa con un vento contrario che non ha assolutamente facilitato le cose posso dirmi assolutamente soddisfatto.
Il percorso della mezza, ma anche della camminata non competitiva, come abbiamo visto, ha offerto alcuni panorami da cartolina sul Delta del Po. Un evento che dà visibilità al Parco del Delta del Po, una risorsa importante che possiamo e dobbiamo valorizzare. Spesso lo associamo soltanto alla parte Emilia-Romagna, mentre la parte principale rami sono qui in provincia. Questo è un bellissimo percorso che si snoda all'interno delle valli, è un percorso anche un po' difficile per chi fa la maratonina, ma facilissimo invece per chi partecipa alla camminata, ed è un motivo per cui valorizzare questo ambiente unico e anche per dare visibilità alle attività che facciamo come consorzio oppure come tanti associati anche qui presenti con le loro aziende che sponsorizzano l'evento. 15 anni di questa esperienza nata da un'iniziativa della provincia quando ero presidente e che ha avuto un risultato straordinario, frutto di una grande intesa fra gli sponsor e soprattutto con il mondo del volontariato sportivo, che è quello che sostiene la possibilità di realizzare questo appuntamento. Da segnalare fra le società il successo della Liberi Podisti Pontecchio come gruppo più numeroso. Madrina d'eccezione è stata invece, come sempre, Laura Fogli, che anche quest'anno non ha perso l'appuntamento con la mezza di Albarella. Quest'anno è andata bene perché intanto l'ho corsa tutta, mentre lo scorso anno ne ho fatte la metà. Però diciamo così che volevo anche ringraziare gli organizzatori della Col che si danno sempre tanto da fare per organizzare questa gara, anche in particolar modo c'è l'amicizia che mi lega con Maurizio Preti, che ci conosciamo praticamente da ragazzini e dunque è sempre un piacere essere ospite qua. E al termine della gara tutti allo stand del ristorante Zafferano di Portoviro, che anche quest'anno ha offerto un ristoro da voto 10 ai podisti del Parco del Delta del Po. Molte le iniziative e gli stand presenti, come i prodotti a chilometro zero, altro aspetto di promozione del territorio importantissimo per il Polesine. Un appuntamento tra quelli più importanti in quanto il nostro comune, naturalmente a vocazione turistica, interessa sviluppare il territorio e promuovere il territorio. La maratonina, come ogni anno, è in aumento continuo, abbiamo un panorama eccezionale, un territorio che merita essere visitato, pertanto ci prestiamo e ci adoperiamo affinché questa possa aumentare sempre ed essere sempre nel miglior modo promossa.